impegno, e quindi chiederei all'avvocato Riccardo Bond, esperto in diritto degli appalti ed esperto appunto in appalti pubblici, opera da anni nell'ambito del diritto amministrativo e civile, si occupa stabilmente, e quindi questa cosa è interessante, lui ha il punto di vista, perché si occupa stabilmente di consulenza e supporto al RUP nel contesto degli appalti e delle concessioni, ma anche poi fornisce consulenza oltre che alle PA, appunto anche ai clienti privati, e svolge attività di formazione. Quindi ha un po' il punto di vista a 360 gradi, sia per quello che è il mondo del terzo settore che della pubblica amministrazione, e chiediamo a lui quali potrebbero essere, in maniera schematica, le modalità appunto che Stanghellini il dottor Stanghellini ha anche già in alcuni punti messo in evidenza per poter affrontare la coprogettazione. Avvocato Bond. Riccardo, se stai parlando non ti sentiamo. Ok, adesso avete riattivato l'audio. Eccomi qua. Buongiorno, mi faccio vedere brevemente in presenza perché, come ho detto, mi spiace veramente molto, anche perché ho ascoltato fino adesso e sono tutti interventi di grandissimo peso e rilievo. Io mi tolgo il video perché sono costretto a mettere la mascherina, quindi mi ascolterete così. Mi fa molto piacere essere con voi, anche se posso essere per poco. Vi riporto questa cosa. Io ho apprezzato moltissimi contributi di tutti, devo dire, avete detto tutti quanti delle grandissime verità, delle grandi riflessioni. Mi piacerebbe avere il tempo di rivederle tutte. Mi fermo su due flash. Uno, l'esperienza che riportava il sindaco Venturin a inizio la riflessione che faceva, quella sulle gare a massimo ribasso. Le gare a massimo ribasso purtroppo sono il male italiano, nel senso che abbiamo purtroppo una normativa non fotografa oggettivamente, come si può ricordare che nel nostro codice dei contratti tutte le formalità, quelle delle buste, la distinzione tra buste amministrative, tecnica, economica, sono tutte frutto di elaborazione giurisprudenziale. Noi non abbiamo un procedimento che sia all'interno del codice. Questo comporta che quando io devo fare una scelta di una commissione, un codice che mi dice quando entrerà in vigore la commissione la estrarrai in un grande bussolotto della tombola che è presente ad Ana, che avrai un commissario che arriva, uno dalla Valle d'Aosta, uno dalla Calabria e uno dalle Marche, è evidente che la tendenza e la tentazione è quella di dire: ma perché non facciamo una bella gara a massimo ribasso, una sola busta, e abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Quindi è evidente che ci vuole un cambio di passo, ci vuole qualcosa di... Mi piace molto l'esperienza, e ringrazio. Io, come dire, sono veneto di nascita, ma sono bolognese d'adozione, quindi ciò che ha detto il Presidente Stanghellini assolutamente concordo. L'unica cosa su cui mi volevo concentrare io a questo punto, anche perché è perfetto, dire questa cosa qui, semplicemente attenzione, perché è vero che la sentenza della Corte Costituzionale è molto importante per le ragioni che diceva prima Marco Ferrero, cioè avrebbe potuto liquidare molto più velocemente sulle cooperative di comunità, invece si è presa la briga di spiegare che cos'è la coprogettazione, quindi noi la ringraziamo moltissimo. Io vorrei fare solamente una riflessione che si aggancia anche molto a quello che diceva il dottor Stanghellini, cioè il fatto che noi col termine coprogettazione possiamo intendere due cose in realtà.
perché non dobbiamo mai dimenticarci che nonostante ci siano stati dei contributi molto interessanti da parte anche di ANCI con delle linee guida sulla coprogettazione, il problema me lo solleva e me lo inquadra molto bene un parere del Consiglio di Stato che ha rilasciato ad ANAC nel 2018, il quale traccia dei punti fermi ma non che siano innovativi, cioè il Consiglio di Stato ricorda che le direttive del 2014, quelle in materia di appalti, a differenza di quelle del 2004, non sottraggono più all'ambito che loro chiamano euro unitario, ma potremmo dire di applicazione della direttiva, i servizi sociali. Chi c'era con le direttive del 2004 si ricorda che tutti i servizi sociali erano in un allegato, che era l'allegato 2B, e tutto ciò che era dentro nell'allegato 2B era sottratto dall'applicazione del codice. Questo significava che io potevo affidare con una procedura semplificata per qualsiasi importo. Questo mi portava ad avere una grande creatività nell'ambito degli appalti, anche di forme compartecipative, oggi potremmo chiamare nell'ambito del welfare. Dal 2014 in poi la direttiva ha scelto di fare una soglia dedicata che sono 750.000 euro e dice sopra soglia, cioè sopra i 750.000 euro rispetti la direttiva, quindi fai le procedure d'appalto, sotto soglia puoi andare con le procedure nazionali, oltre che quelle della direttiva. Questo ci ha mandato un po' in confusione perché il Consiglio di Stato nel 2018 ha detto attenzione, ed è qui che la Corte Costituzionale si muove in questo solco in realtà, dice quando tu ente pubblico, stai pagando interamente un servizio, sei nell'ambito degli appalti. Quindi non scappi, sei nell'ambito degli appalti, punto e basta, perché stai pagando un corrispettivo. Stai facendo qualcosa che dovresti fare tu lo stai esternalizzando. Quindi la direttiva ti dice attrae a sé questa tipologia di contratto. Mentre invece si esce fuori dall'ambito del codice dei contratti, quindi della direttiva, quando appunto io non sto comprando qualcosa, un servizio, ma sto, esempio, facendo una partnership con un privato. E infatti, esattamente come ha ricordato prima Marco Ferrero perfettamente, si esce fuori dal concetto del sinallagma contrattuale, cioè diventiamo anche esattamente come diceva prima il dottor Sanguellini, usciamo fuori dal concetto del gestore puro di un servizio. Quindi a questo punto coprogettare significa che il privato e il pubblico diventano partner. È questa anche l'espressione che usa la Corte Costituzionale, a me è particolarmente cara perché io sin da quando ho iniziato a parlare di nel 2016, per differenziare dalla posizione di appaltatore, l'ho sempre detto, a una partnership. E quindi i limiti, diciamo, da questo punto di vista. Se la partnership è capitale misto pubblico-privato, si esce fuori da un concetto di paternariato, diventa un concetto in cui ci può essere il pubblico che dice io sono disposto a metterci determinate cose, sto cercando dei partner che mi portino idee, che mi portino anche qualcos'altro, e allora a questo punto possiamo rientrare nella coprogettazione dell'articolo 55 del codice del terzo settore, che ricordo l'unico limite ha, unico, enorme, è che non spiega come si coprogetta, cioè non mi dice come si coprogetta, fa un richiamo sull'articolo 1 del 90 che significa fondamentalmente proceduralizzatelo, fatelo per step. Questo può essere un limite, ma è anche un grande vantaggio. Avere come stella polare la legge 241 del 90 e dire fate un procedimento amministrativo è una cosa molto 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 positiva. Io chiudo adesso perché purtroppo devo lasciarvi, però il concetto è questo.
Quindi se coprogettiamo non finalizzato esattamente come hanno già detto chi mi è preceduto, non finalizzato ad affidare, ma con l'idea di coprogettare, ma con una coprogettazione dove non è solamente il pubblico che paga, non è solamente il pubblico che sta acquistando un servizio, ma è mettersi in gioco tutti. Quella è l'articolo 55 del codice del terzo settore. Mentre invece altre forme di coprogettazione in senso lato sono quelle che appunto diceva prima, immagino diceva prima il dottor Stanguellini, quelle che diceva non so quanto il gioco ne valga la candela, cioè sono quelle che rientrano nel dialogo tecnico del codice dei contratti, cioè chiamo il terzo settore ad aiutarmi a trasferire del know-how per costruire un capitolato, ma quello indubbiamente è una coprogettazione